buongiorno Italia. Questa è un po' per i miei amici, no? I quali mi sentono spesso dire che il mare dell'Adriatico mi fa da cagare. Diciamo che un po' per comodità nei confronti dei tempi ristretti gentilmente offerti dal deficit dell'attenzione delle gente che mi circonda, sono costretto a riassumere. Riassumendo, talvolta esprimiamo dei concetti completamente diversi rispetto ai quali noi volemmo esprimerci. Per esempio, che si era perso. Il mare dell'Adriatico è vero che non accende per nulla il mio entusiasmo, ma perché? Perché lo vivo ogni giorno. Ciò non significa che lo reputo un brutto mare, una brutta spiaggia, hai capito? Io adoro le vongole, forse mi hai già sentito fare questo esempio, le vongole all'olio, aglio e prezzemolo, al guazzetto in bianco. Però mangiare vongole tutti i giorni, dopo 2 mesi ti dico che schifo le vongole, basta, dammi una pizza. Esatto, bravo, hai capito tutto. È un po' quella storiella dove tu vuoi fare la van life, mentre sei lì in ufficio a lavorare, e chi fa la van life certo non lo ammetterà mai, però prova quel senso di rottura di cazzo, di monotonia. Ma per van life intendo starla a grattarsi i coglioni, hai capito? E pertanto desidera fare un qualcosa, creare, essere un qualcosa, interagire, ma interagire non significa parlare del più e del meno con uno sconosciuto, ma creare, instaurare dei rapporti, delle radici con la società. E ti dico che bighellonando su e zo col camper queste cose non riesci a raggiungerle, ma non perché ti sei stupido, semplicemente perché le circostanze non te lo consentono. Mi piace vivere in modo pragmatico la vita, un po' alla Roussel. Per quello capirai che fin dai quasi primi video del canale Singano continua a battere e ribattere sul fatto che ognuno di noi ha la propria strada, ognuno di noi ha la propria verità, e per trovarla, per esserne veramente felici e comodi, è necessario, questa è un'altra parola che mi hai sentito dire un sacco di volte, l'equilibrio. Cos'è l'equilibrio? È un fiade tutto, il star nel mezzo, è stare in equilibrio, appunto, è stare in tel giusto, è stare in tel tuo. Ok, questo, guarda che sole, questo è l'equilibrio. Il mio equilibrio è quello che sto facendo, Dio caro. Certo, prima ho voluto provare a fare la van life, che tanto la decantavano come una roba figa, ho voluto provare a fare, tra virgolette, giro del mondo, sono stato 1 mese e mezzo in Balcani, ok, con un vecchio camper, così, e a parte aver scoperto che è roba da ricchi perché ci vogliono i soldi per fare queste robe, ma a parte quello, ciò che io ho scoperto è che mi fa stare bene essere collegato tramite questi rami sociali a delle persone che per me contano, ma a parte il fatto che contano, non contano, adesso non per sminuire, ciò che accende questo fuoco di vita, questa fiamma di vita, è proprio il collegamento stesso, hai capito? Quindi l'essere collegato, il mantenere dei rapporti con i miei amici, e non solo, anche con la mia compagna, con la famiglia, anche con i miei amici, per carità di Dio, con i miei amici che vedo relativamente spesso, porca troia. Contemporaneamente ho scoperto che, tra virgolette, mi piace andare in bici, perché anche lì si apre un altro tipo di fanatismo, un altro mondo, dove non puoi dire mi piace andare in bici se non sei un ciclista super allenato, se non ti fai 200.000 miliardi di chilometri, se non vinci le gare, eccetera eccetera. Invece no, Dio caro, il mio, tra virgolette, piace andare in bici a incazzeggiare, al giretto turistico, anche in fuoristrada. Ma per andare in fuoristrada e avere una bella bici d'enduro non significa sempre che vado a fare i salti, che vado a fare il mona, che vado a spaccarmi gli ossi, no, potrò fare che il cazzo che voglio ogni tanto, senza ombra di dubbio un parlare di me, però resto convinto, come lo furono convinti tanti altri personaggi nel passato, che tra me e te ovvio che c'è differenza, ma nella sostanza ben poca. Pertanto io ti sto mostrando i percorsi
che sto facendo per trovare la felicità, diciamo, ma a parte la felicità anche la pace, il benessere, andiamo anche oltre la felicità, cioè non oltre nel senso il meglio, oltre nel senso che sia anche altre cose, altre fonti di altri approdi, altre isole felici. E aspetta che ho il cambio al braccio. Pertanto anche tu dirai, ma guarda te, sto qua è partito che aveva la sua vita normale, la casa, il lavoro fisso in aziende importanti, aveva ruoli importanti, eccetera, eccetera, e dopo ha mollato tutto, tra virgolette tutto, perché se la portava via do strasse per andare in un vecchio camper che cascava a tocchi, e adesso cambia di nuovo, sì, perché innanzitutto la vita è il cambiamento stesso, cioè la vita è il cammino, ma il cammino inteso come scoperta continua, cambiamento continuo. Quindi ok, bello anche il discorso del camper, ma poi ho voluto risperimentare la moto, come ho voluto risperimentare il lavoro, come ho voluto sperimentare vari tipi di compagnie, eccetera, eccetera. Speriamo che si senta, perché ogni volta che dico un qualcosa di intelligente, che si è sempre vento, intelligente si intende utile, perché queste sono cose estremamente utili. C'entra nulla la bicicletta, c'entra nulla il lavoro, c'entra nulla tutto quello che ho detto, ma c'entra proprio il fatto che ho voluto provare, sperimentare a modo mio. Perché apposta te l'ho detto, è il discorso della bicicletta, che non bisogna essere ciclisti che fa strachilometri eccetera, ma per godertela puoi anche nel tuo piccolo fate il giretto dei 5 km, non devi dimostrare niente agli altri, Dio caro, sennò proverai sempre frustrazioni. Perché diceva sta roba? Ah Dio, non me lo ricordo, che la tua felicità in sostanza finiva laddove iniziavano le ambizioni altrui, cioè i limiti altrui, ok? Della serie, facendoti un esempio, che se tu vuoi diventare un pittore e sei felicissimo di questo, fallo, sarai felicissimo quando sarai pittore, però, scusa se mi tocca mettere in prosa sta roba che era bellissima, ma proprio non mi ricordo, però se tu ti metti al pari, non so, di un Van Gogh e pretendi di essere come lui, non ci riuscirai, e testuali parole, quella sarà la tua rovina. Mi ricordo proprio che io ho detto. Mi spiace perché poi c'era gente che dice no, a parte quei pipponi, e poi c'è gente purtroppo che non capisce un cazzo della vita, perché quella gente pensa che la felicità sia di facile portata, sia veloce da raggiungere, cioè te pensi il camper, e se i video del camper col va in il camper, e dopo li vedo quando si prendono il camper che va là, si mette in tel wild o in tell'area camper, per carità, non bisogna mettersi necessariamente in tel wild, questa leggera frustrazione dopo un fiato, perché non sanno che cazzo fare, e si annoia, e tacca a televisione, e cazzeggia su Facebook, e va a fare gli hater in giro, tu capito? Pertanto, perché ostinarci dopo millenni a focalizzarci continuamente sui modi, cioè sugli strumenti che dovrebbero portare alla felicità, e non concentrarsi sulla strada della felicità stessa, dove gli strumenti sono solo un dettaglio. Detta così dice tutto e dice niente, però vorrei veramente invitare caldamente a rileggere quelle importanti letture, quel patrimonio, quell'immenso patrimonio che hanno avuto i nostri avi, e sono, che strana conchiglia, gli antichi pensatori. Antichi perché sembra quasi, no, che un po' detta così alla Pasolini, quando un qualcosa è antico prende quel suo fascino immeritato, ma in realtà quando io dico antichi è perché riscopro in quell'epoca una incontaminazione da tutti i deficit attuali, tipo non so, il deficit dell'attenzione, piuttosto che la disinformazione, piuttosto che questi esageratissimi sovraccarichi cognitivi di puttanate che girano su internet, i quali non permettono al tuo cervello di creare ragionamenti per di più su basi, insomma, solide, reali, su dati solidi e reali, ok? C'è tutta una fake news, ma quando tu hai imparato ad utilizzare la tua testa, un po' come si sbatteva da fare il nostro vecchio professore di tecnica e medie, allora lì hai vinto tutto, perché come diceva lui, a me non me ne sbatte un cazzo le stronzate che vi insegno, le robe di geometria, quelle robe là, sono puttanate, tanto ve le dimenticherete e saranno completamente inutili. Ciò che a me interessa è insegnarvi ad imparare in quel
passa stare il pensiero di insegnarvi ad imparare, lui intendeva ciò che io ho appena espresso. Ancora panetti, se non dovevo mantenere stato poi ho mangiato scampi crudi, porca troia. Oh, come si... Madonna che scuro. Come si fa il bagno al CP con la GoPro? Oh, ultimamente mi arrivano tipo 3 email al giorno, i prodotti da recensire, che dico qua praticamente a tutti di no. Però mi sa che per comodità, uno che vende batterie, digli il CP, le batterie della GoPro che stanno andando. Comunque, come si fa a fare il bagno al CP con la GoPro? Sostanzialmente è un bagno come gli altri, solo che lo riprendi con la GoPro. Guarda, qua ti prepari il sacco della cosa sporca di là. Solitamente il bagno al CP glielo faccio quando ho gli asciugamani da lavare, che così uno va per terra, e con gli altri due qua, vedi, l'asciugo. Qua vabbè, c'è il suo coso, guarda com'è che funziona. Tagga luce. Amy, dai! Vedi, la chiami, lei viene, guarda, dai, vieni, dai, andiamo, brava, vedi, va già là, e lei sa già tutto, è che non so come riprendere, ti metto qua, dica CP, vediamo che a noi piace l'acqua calda, perché siamo cani un po' freddolosi come paroni, vediamo che si scalda l'acquetta, guarda, lei si mette qua, vedi, guarda che tipo. È un cane che fa il bagno volentieri e qua inizia a lavarla. Oh, basta così. Oh, guarda qua, guarda che lavori, guarda. Tu mi hai visto un cane così? Guarda che misteri, che bravo sto cane, bravo e profumoso. Che bello vedere gli spazzatori già in piedi di prima mattina, cioè se tutto il popolo pieno di carica. Anche il CP, guarda come si prende carica, vedi tu, anche lei ha il naso sporco, vedi tu? Dai che lo vedi! Qui, ragazzo, nella storia hanno soggiornato tantissimi magnaschei e praticamente tutti i schei che loro avevano te li hanno ciavati a te, hai capito? Non è che li cagano i schei, quindi tu in qualche modo devi produrli, devi darli e loro incassano. Papi, vescovi, critici, politici e maniacassi vari. Pensa che figata, cioè alle 5 di mattina te ti alzi col freddo, l'agghiaccio, i dolori agli ossi, no? Per andare a spaccarti a schiena, per dare gli schei a chi 4 magna sborai e che non paga neanche le tasse. E tu mai visto? A parte i suoi iene, ma in generale i politici che non pagano le tasse, non paga un cazzo, quei li riceve e basta. E tu a lavorare per loro. Però come fai a dire che non esiste più il fascismo? Cioè prova a ribellarti a non pagare e dopo dimmi se non esiste ancora il fascismo. E te pignore mudande, Dio caro. E oggi ragazzo ti porto a montare il rene, ossia le sospensioni ad aria che ho comprato. Ma porca puttanazza, allora mi dispiace per il rivenditore che anche un tu delle puntine, ma vabbè, in sostanza non andavano bene, quindi ho chiamato la fabbrica e adesso niente, domani gliele rimando indietro. E adesso dovrò informarmi su quale prendere, credo dell'alcol, perché quelle alla fine me ne costano 1000 euro, cioè 400 e passa solo le camere d'aria, 470 le due placche, porca troia. Mamma mia che freddo che fa fuori. Sandona del Piave, tu questo posto qua te lo ricordi? È stato uno dei primi interventi che abbiamo fatto a Pulmin, quella volta che perdevo olio dalle cannette o benzina, gasolio. E niente, io ho un cliente qua, devo andare domani mattina in uno studio medico, è bello perché so io diventare famoso col mio lavoro, sono proprio contento, sono ultra orgoglioso, Dio caro. E qua, vieni con me da Dio, vieni con me dal cesso perché fa freddo, esatto, parte il furgone dell'autoscuola che lavoravo una volta, non so cosa fa qua, ma questo edificio qua è stato uno degli uffici del mio ultimo lavoro, dell'azienda per la quale lavoravo all'epoca, il Tecnologie Piva Jetplant. Cioè, no, torna di nuovo in cesso perché ho da godermelo sto momento. Quante ansie dentro quell'ufficio, io ero la finestra, la penultima in alto a destra, ok? Quante ansie prestazionali, vendere, fatturare, vendere, Dio caro, mamma mia quanto stress, Dio caro, ogni mattina arrivare qua puntuali, vera barba tagliata puito, se no era carne. Mamma mia che vita di merda per 11 anni. E adesso sono qua, ci scorreggio sopra e vado ai miei clienti qui in zona dove decido io tutto quello che c'è da fare e come c'è da fare. Tutta un'altra vita, ragazzo. Io sono sempre
è stato quello che tramanda le cose e poi non le fa, no? Sono tutti i trucchetti che impara nella vita. Guarda, in sostanza, quello che volevo dire è che ho scoperto, ma tu mi dirai, ma io sa tutti. No, Dio caro, non io sa tutti. Mi non lo sapevo, quindi non io sa tutti, ok? Boh, adesso io saprò a tutti che se tu metti un foglio di carta da forno nella pentola di aderente, puoi cucinare alla stessa maniera e non sporchi la pentola, non ti fa neanche, a parte l'unto, non ti fa neanche fregue, cioè semplicemente tiri via la roba, accartocci quel foglio lì di carta da forno e basta, la pentola è pulita, te la puoi rimettere via, il che in camper non sei una brutta roba, insomma una pignata in manco da lavare. Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato? Oh, cosa sarà che ti svegli al mattino e sei serio, che ti fa morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio? Oh, cosa sarà che ti spinge ad amare una donna bassina perduta, la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta? Cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è? Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno? Oh, cosa sarà che ti fa uscire di tasca dei no, non ci sto, che ti getta nel mare, ti viene a salvare? Oh, cosa sarà che dobbiamo cercare, che dobbiamo cercare? Cosa sarà che ci fa lasciare la bicicletta sul muro e camminare la sera con un amico a parlare del futuro? Cosa sarà questo strano coraggio, paura che ci prende, che ci porta a ascoltare la notte che scende? Oh, cosa sarà quell'uomo il suo cuore benedetto che è sceso dalle scarpe dal letto, si è sentito solo, è come un uccello che in volo, è come un uccello che in volo si ferma e guarda giù.